Un agricoltore, Francesco Antonio Liberto, 62 anni, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Maierato nel Vibonese. L'uomo era alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal mezzo ed è stato travolto da una fresa. Liberto è stato soccorso da alcune persone e dal personale del 118, ma è morto poco dopo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Ennesima tentata rapina in Calabria dopo la brutale rapina a Crotone che ha lasciato un uomo in fin di vita e ancora a Catanzaro nel centro del Mirino. Ignoti hanno tentato di compiere un furto all'interno di un bar su Corso Mazzini nel centro città. I ladri durante la notte hanno cercato di forzare la porta del bar Mignon ma senza riuscirvi. Nelle ultime settimane Corso Mazzini è stato teatro di 2 furti in una gioielleria ed in un laboratorio orafo, di 2 tentati furti in negozio e di una tentata rapina ai danni dell'agenzia della Banca di Roma. Tutti uniti per una giusta causa, evitare la soppressione del Tribunale di Rossano. Sindaci, avvocati, politici, parlamentari, personale amministrativo, sindacati, forze dell'ordine, semplici cittadini sono scesi nuovamente in piazza per dire no alla chiusura del Palazzo di Giustizia che dal 1862 è operativo nella città bizantina. Lo hanno fatto con una pacifica manifestazione per le vie principali dello scalo e con arrivo in contrada Frasso Amarelli, dove si è dato il giusto epilogo all'importante e significativa protesta civile. C'è bisogno di continuare a garantire la legalità e la sicurezza ai cittadini dell'intera fascia ionica cosentina. È giunto in Calabria per partecipare ad un convegno organizzato dalla FIELD, ente in house della Regione Calabria, sul tema riordino degli enti locali per la ripresa della nazione. Renato Schifani, il presidente del Senato, ospite del Teatro Rendano di Cosenza, ha parlato del grave problema del dualismo dell'economia italiana tra il settentrione e il meridione. Si può e si deve superare, ha detto, sconfiggendo l'inadeguatezza. Con striscioni e megafoni, un nutrito gruppo di cittadini di Montalto Ufugo ha atteso Schifani all'uscita del teatro. Il riferimento è all'elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi che la società Terna ha costruito attraverso diversi comuni calabresi che a Montalto passa su diverse abitazioni. È giunta nello specchio di mare antistante Crotone, nell'ambito della campagna addestrativa estiva, la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. A bordo 100 allievi del primo e secondo anno della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia. Il transito dell'unità militare, definita la nave più bella del mondo, è stato previsto lungo la rotta della crociera addestrativa da Dubrovnik a Napoli, destinazione per la quale la Vespucci è già partita. È tutto pronto a Catanzaro per l'evento che segna la rinascita del tennis. Dopo diversi anni, il presidente del gruppo atletico sportivo della città capoluogo, Vincenzo Pizzari, ha presentato il programma del Memorial Silvio Giancotti. La società catanzarese ha deciso di regalare alla città un grande evento sportivo che avrà inizio sabato 23 giugno e si concluderà domenica 1 luglio, con la cerimonia di premiazione prevista per le ore 17. Sono già oltre 200 le richieste di iscrizione per il torneo che prevede un montepremi minimo garantito di 300 euro.